Il tram di Padova deraglia e finisce sul Prato, 2 feriti. È successo all'ora di pranzo al capolinea della Guizza. Servizio fermo per oltre 2 ore con le squadre a lavorare alacremente per rimettere sul binario il serpentone blu, mentre gli autobus del servizio sostitutivo tram entravano subito in strada per limitare i disagi nell'ora di uscita da scuola e di inizio dello shopping del sabato pomeriggio. La causa è lo scambio, però diciamo che l'errore è stato non aver rispettato un segnale che diceva che lo scambio stava facendo un'altra cosa. Quindi non assolutamente, perché so che qualcuno farà questa domanda, una questione legata al mezzo, ecco, insomma, no, non c'entra niente, ecco, insomma. Un probabile errore del conducente, secondo Ragona, ma servirà una indagine tecnica interna per appurarlo. Sul posto anche la polizia locale e l'ambulanza del 118. Il tram stava rientrando al capolinea Guizza, pronto a passare dal binario destro a quello sinistro, dal quale sarebbe ripartito in direzione opposta a Ponte Vigo d'Arzere. Il primo scarto del binario ha funzionato, il secondo no, e il LOR è deragliato alla sua sinistra sull'erba a bordo del piazzale, quasi di certo a velocità ridotta. Se un errore simile capitava con un autobus, i danni sarebbero stati peggiori. Paradossalmente dobbiamo dire che nella sfortuna è una fortuna che sia avvenuto su un tram, perché il tram ha dei mezzi di sicurezza che gli autobus non hanno. Qualsiasi problema ha il mezzo va in frenata automatica, cosa che non succede su dei normali autobus.